imprenditoria per il trofeo Megares. Ne abbiamo parlato proprio da poco, hanno portato a termine con grande successo dal 16 al 23 la crociera della musica napoletana, la seconda crociera della musica napoletana, e già ovviamente c'è in programma la terza, visto il grande successo ottenuto. Lui ha portato nel mondo, con l'MSC che ha toccato le varie tappe, i nostri artisti e le nostre belle voci di Napoli. Lo vorrei accanto a me, il trofeo Megaris per l'imprenditoria, a Francesco Spinosa. Ed ecco la motivazione: per le sue ottime qualità umane e per essersi distinto in veste di imprenditore nel turismo campano e nazionale, per aver ideato le crociere della musica napoletana, onde portare avanti con costanza e continuità nel tempo le bellezze delle nostre immortali melodie famose in tutto il mondo. Trofeo Megaris 2009 a Francesco Spinosa. E tu sei veramente un diciottenne, Un attimo il microfono per ringraziare il professor Postiglione e tutti gli amici che nel corso degli anni ho conosciuto grazie a lui, il professor Aroldo De Gioia, il professor Calabrese e tanti amici. In realtà l'idea della crociera della musica napoletana da che cosa è nata? È nata 2 anni fa, in un momento in cui Napoli versava in una condizione veramente terribile. In quel momento mi sono reso conto che non solo le autorità devono cambiare il destino della nostra città, ma Napoli ha bisogno dell'aiuto di tutta la cittadinanza e di tutti i napoletani. Pertanto in questa crociera, che sembra un momento ludico, ma in realtà di ludico ha ben poco, perché noi durante la nostra crociera abbiamo dei momenti di relazione con il professor Aldo De Gioia che parla della nostra Napoli in un modo incredibile ed eccezionale. Poi abbiamo creato i gemellaggi in tutti i porti che tocchiamo. Quest'anno siamo stati accolti a Tunisi, siamo stati accolti a Catania, a Valencia, e dovunque siamo arrivati noi napoletani per bene ed educati siamo stati accolti in un modo incredibile. Poi la ciliegina sulla torta sono stati 3 cantanti che sono stati con noi, Monica Sarnelli, Antonello Rondi e Mario Maglione, che la sera hanno portato al visibilio 3.000 persone presenti sulla nave. Quindi Napoli non è solo cose cattive e negative, ma è anche una grande eccellenza nel mondo. Noi, sfruttando e utilizzando la nostra grande cultura e la nostra grande canzone, stiamo lavorando in questo modo per dire a tutto il mondo: a Napoli ci sono tante cose belle e tante cose interessanti, venite nella nostra città, e come dice il professor Aldo De Gioia, l'Europa prima che altrove è passata da Napoli. Grazie a tutti. È il nostro grande Franco Manuela che con la sua chitarra accompagnava le relazioni del professor De Gioia. Grazie a tutti voi, signori, buona giornata, grazie, forza Napoli, viva Napoli, grazie. Grazie Francesco, e già sei al lavoro per preparare la terza crociera. A proposito, da buon imprenditore, la prossima data è il 10-17 ottobre 2010, chi vuole venire con noi, saremo accolti in modo principesco in tutte le città che toccheremo. Niente, la MSC ci ha messo a disposizione la nuova nave che sarà varata a marzo, la MSC Magnifica. Grazie a tutti, viva Napoli, buona giornata!